qual è? È la cultura, è un pezzo della nostra città, fini magari a un pezzo di attività economica o legati a un ciclo di una produzione. Invece sono veri e propri pezzi di cultura, sono veri e propri volani dell'economia, sono veri e propri incontri di lavoro. Cioè dietro il mercato ci sono le persone che lavorano, ci sono i facchini, ci sono gli autotrasportatori, ci sono gli operatori che scaricano. Quindi sono veri e propri pezzi di cultura importanti della nostra città. Quindi bene questa iniziativa anche per metterla in rete, perché alla fine si parla di pezzi importanti della nostra città e bisogna fare tutto ciò che è possibile per farli parlare, per promuovere, per rilanciare. E chiudo dicendo che su questo, Giuseppe, non è bisogno che lo diciamo noi, perché insomma la tua attività in questi anni ha brinato di quello che è stato il far conoscere il radicchio e fare tutte quelle iniziative che in qualche modo ne fanno parlare. Quindi, che dire, bravi, andate avanti, tutte queste iniziative servono, da parte nostra la Regione con i limiti dei contesti c'è e noi siamo a disposizione come sempre. Grazie. Grazie al consigliere regionale Jonathan Montanariello e adesso, ovviamente lo stiamo sottolineando a più riprese, stiamo parlando del connubio trasport e radicchio di Chioggia e non poteva mancare questa sera il delegato CONI per Chioggia, Matteo Perini. Buonasera a tutti, sarò velocissimo. Devo solo ringraziare Giuseppe perché il lavoro che ha fatto e la passione, perché finché ero seduto lo guardavo prima mentre stava parlando, si vede che quello che fa lo fa con cuore e sta portando avanti un lavoro pesante e difficile, quindi noi dobbiamo fare solamente un'unica cosa in questo momento, cercare di aiutarlo, sostenerlo e questa manifestazione, questo convegno di questa sera è molto importante. Sono molto dispiaciuto perché vedo la mancanza di tante associazioni, di tanti presidenti di società, quelli che io ritengo diciamo un po' più avanti sono presenti, qualcun altro non c'è. Mi dispiace tantissimo, domani mattina avrò un giro di telefonate e tirerò qualche orecchia. Grazie Giuseppe, buon lavoro a tutti ragazzi. Buonasera. Cittadino Chioggiotto Doc ha entrato nella storia del calcio per aver conquistato una storica Serie B con il Cittadella del 2000, stiamo parlando di Marco Scarpa. Buonasera a tutti, ringrazio Giuseppe dell'invito, grazie Simone che hai ricordato anche il mio passato calcistico. Voi sapete adesso lavoro per la nazionale, quindi in questo ultimo anno con la vittoria dell'Europeo è stata una grande gioia, quindi diciamo anche la comunicazione è virata soprattutto sull'Italia, sulla nazionale e quindi si tende un po' a dimenticare quello che è il passato. Io ho un passato calcistico da professionista, tanti anni di calcio, quindi atleta, e quindi ho accettato volentieri l'invito di Giuseppe perché il connubio, come si diceva, come chi ha parlato prima, Jonathan ha detto giustamente, il connubio sport e sana alimentazione è fondamentale, importantissimo. Chi fa sport ad alti livelli si alimenta bene, è molto attento all'alimentazione, tutti i top club, compresa la nazionale, hanno i nutrizionisti che li seguono e quindi ogni minimo dettaglio viene curato, compreso anche ciò che si mangia. Il radicchio è un alimento sano, quindi comunque io da atleta l'ho mangiato da sempre, tra l'altro sono un appassionato. Io quando scelgo la pizza prendo sempre la pizza radicchio salsiccia, radicchio gorgonzola perché mi piace e quindi è una cosa che da sempre anche nella mia famiglia abbiamo mangiato e anche nelle squadre in cui ho giocato il radicchio c'era, quindi comunque il fatto che sia un prodotto Chioggiotto mi ha sempre fatto un enorme piacere vederlo nel tavolo. Di Chioggia IGP. Il dottor Carlo Nicoletto ci presenterà per l'appunto questi studi. Prego dottore. Bene,
Buonasera a tutti, intanto colgo anch'io l'occasione per ringraziare innanzitutto il Presidente, poi tutti voi che siete intervenuti a questa serata. Il Presidente lo vorrei ringraziare doppiamente. Il motivo è molto semplice, credo che i dati che sono stati prodotti in quell'occasione siano tra i pochi che in questo consorzio sono stati utilizzati, diciamo, in modo forse, oserei dire, più efficace. Nel senso che molto spesso noi universitari, diciamo, a volte veniamo considerati un pochino staccati, no? da certi contesti. Credo che invece in questa occasione, vuoi per il progetto che ha consentito di creare un'ottima sinergia, direi, tra quello che è il mondo delle OP, il mondo dei produttori, il mondo dei consorzi che in qualche maniera gestiscono e cercano di difendere quelle che sono le località, diciamo, le produzioni locali di eccellenza. E credo che appunto questa sia un'ottima occasione per ribadire quello che abbiamo in qualche maniera individuato qualche anno fa. Due parole relative al progetto. Il progetto prende il nome appunto di Vero Veneto, una realtà che è nata appunto qualche anno fa, proprio, altro aspetto interessante, su volontà spinta del mondo dei produttori e delle OP, nel senso che è comunque stato un progetto caldeggiato e che ha consentito di caratterizzare molti prodotti tipici della regione Veneto, tra i quali appunto anche il radicchio di Chioggia IGP. Radicchio di Chioggia che presenta moltissime caratteristiche positive. Dopo di me ci saranno altri relatori che vi esporranno queste caratteristiche sotto il profilo nutrizionale. Io vi vado a comunicare quello che è stato un po' il risultato di questi 3 anni di progetto. Vi ricordo che i dati che sono stati ottenuti e che testimoniano quella che è, diciamo, il valore nutrizionale del prodotto fanno riferimento a 3 anni di sperimentazione, 3 anni di analisi qualitative e li potete trovare appunto condensati in questo manuale che è stato opportunamente pubblicato dal Consorzio e che raccoglie non solo la nostra iniziativa sperimentale, ma bensì tutta una serie di ricerche che hanno avuto come protagonista proprio il radicchio di Chioggia. Perché ho insistito su questa parte legata alla caratterizzazione qualitativa e la mole di lavoro che c'è stata dietro? Per il semplice motivo che spesso e volentieri molti prodotti vengono caratterizzati, se volete, in modo superficiale, ovvero uno va in un qualsiasi supermercato a volte, prende il prodotto pur che sia e ci fa fare delle analisi qualitative in un laboratorio pur che sia. Questa è una caratterizzazione, ma non è una caratterizzazione rappresentativa, cioè una caratterizzazione che vada a rappresentare un territorio di produzione. Non a caso i dati che sono stati individuati durante questo progetto non hanno fatto riferimento solo a un singolo produttore, bensì noi abbiamo prelevato campioni di terreno presso gran parte, se non quasi tutti, i produttori che sono coinvolti nel consorzio e quindi siamo riusciti a mappare quella che è anche la qualità media, quindi la qualità rappresentativa di questo prodotto durante tutto l'arco della produzione. Non a caso avete dei dati che fanno riferimento sia al prodotto come coltivato durante il periodo autunno-invernale, ma anche quello coltivato durante il periodo invece, diciamo, primaverile, se vogliamo, proprio anche per sottolineare che il prodotto tipico non è un prodotto standardizzato, ma è un prodotto che è anche frutto di un effetto stagionale. Quindi i dati qualitativi che adesso sommariamente vado un po' ad illustrarvi, ma che poi se gradite potete trovare appunto nel manuale che è alle vostre spalle, potete tranquillamente avere una panoramica divulgativa molto semplice che in 5 minuti potete tranquillamente leggere, ma che vi consente di vedere effettivamente quello che mangiate. Passiamo quindi a considerare alcuni dei punti, altri chiaramente non voglio togliere troppo spazio al collega nutrizionista che altrimenti mi maledice, nel senso che non voglio spoilerare, come si dice adesso, no? Molte cose che giustamente poi andrà a trattare lui.
Io vado a sottolineare alcuni aspetti. Allora, in primo luogo, una delle caratteristiche del radicchio rosso di Chioggia è IGP è assolutamente quella di essere un prodotto, come già ricordato, ipocalorico. Si fa riferimento al mondo degli sportivi, normalmente sì, consumano molto, quindi energeticamente hanno bisogno anche di risorse, ma non sempre. Ci sono dei momenti in cui devono in qualche maniera poter ingerire qualcosa, ma al tempo stesso non appesantirsi eccessivamente. Quindi sotto il profilo, diciamo, del potere calorico, il radicchio di Chioggia sicuramente si presenta un valido aiuto in questo senso, poiché, come ricordato varie volte, presenta un elevatissimo, diciamo, contenuto anche di acqua, e quindi questo è un altro elemento positivo perché consente in qualche maniera una sorta di idratazione indiretta dell'organismo quando questo va a consumare una porzione, ad esempio, di prodotto. Un altro elemento importante su cui voglio attirare la vostra attenzione è, ad esempio, un ottimo contenuto di fibra. La fibra è un elemento che per noi risulta essere molto interessante, anche se nutrizionalmente magari non lo è moltissimo, noi non siamo in grado di digerirla, tuttavia rappresenta un elemento che prende un nome a volte un po' difficile, ma funzionale. È un elemento che aiuta il metabolismo sotto altri punti di vista, e quindi questo consente, una volta che noi ingeriamo dei prodotti come il radicchio che hanno un buon contenuto di fibra, a migliorare alcune caratteristiche del nostro metabolismo, soprattutto alcune che fanno riferimento magari al transito, ovviamente, e alla regolarità del metabolismo e così via. Altri aspetti importanti che fanno riferimento sempre al consumo del radicchio, che sono stati illustrati dai dati accumulati durante il progetto, è che ci sono alcune classi di prodotti, ovviamente interessanti sotto il profilo qualitativo, che sono particolarmente presenti. Ora, come è possibile e come credo sappiate, tutte, diciamo, le produzioni sono spesso etichettate, e molto spesso nelle etichette troviamo quei messaggi salutistici che sono comunemente chiamati claims, un nome magari strano, ma che però ci consente di capire quelli che possono essere i maggiori aspetti di interesse di un prodotto. In questo caso noi possiamo dire che oltre ad un ridotto potere calorico, quindi un ridotto apporto calorico, ma possiamo avere ad esempio un prodotto a bassissimo contenuto di grassi, anzi può essere considerato senza grassi, in quanto abbiamo una quantità ovviamente di lipidi che è molto modesta, stiamo parlando di meno di mezzo grammo di lipidi per 100 grammi di prodotto, quindi si tratta veramente di quantità estremamente modeste. Un altro aspetto che è emerso è ovviamente il bassissimo, altro aspetto importante per la dieta attuale, bassissimo contenuto ovviamente di sodio, altro elemento che normalmente può creare qualche problema nella dieta. Un altro aspetto importante che può essere considerato fonte di proteine. Proteine sapete che sono un elemento che chiaramente nel radicchio magari è presente in una quantità sicuramente non paragonabile ad un legume, ma comunque ha un interessante contributo nella dieta. L'altro aspetto importante su cui volevo appunto attirare la vostra attenzione, alcuni li sorvolo proprio per non andare a magari esaurire anche quanto vi verrà raccontato tra poco da parte del collega, ma un altro elemento interessante fa riferimento a tutte quelle componenti, come ad esempio zuccheri, che sono poco presenti chiaramente nel radicchio, ma anche altre componenti che hanno un valore cosiddetto nutraceutico. Una parola che può essere complicata, ma che semplicemente la possiamo dividere in due parole. Composti che hanno un'azione nutrizionale da un lato e al tempo stesso anche farmaceutica. Ecco il connubio che dà origine al termine nutraceutico. In questo senso, infatti, abbiamo osservato un buon contenuto di alcune vitamine. Ci sono dei dati relativi al contenuto di vitamina C
che normalmente sapete è una delle più note, che magari il consumatore, come dire, comprende meglio perché ha un po' più di confidenza. Normalmente quando pensiamo a vitamina C ci viene in mente subito l'arancio, no? Nel senso, l'arancio è il classico elemento che normalmente ci viene in mente quando facciamo riferimento alla vitamina C. Bene, se noi consideriamo l'arancia, mediamente un'arancia ha 50 mg di vitamina C per 100 grammi di prodotto. Il radicchio chiaramente non ha 50 mg, ma ha una quota non trascurabile di vitamina C, nel senso che soprattutto in alcune tipologie, quelle precoci, quindi quelle che vengono coltivate in un particolare periodo dell'anno, raggiungono anche quasi i 20 mg di vitamina C. Si tratta quasi di metà, del patrimonio che possiamo trovare in un certo tipo di frutta, normalmente molto noto per quanto riguarda questo aspetto. Quindi ricordiamoci che ad esempio ci sono alcune componenti che vale la pena di ricordare. Altro aspetto, e credo che poi mi avvio alle conclusioni, più o meno credo che i tempi siano idonei, è quello della componente antiossidante. Il radicchio rosso, credo che il valore nutrizionale ce l'abbiate anche già nel nome del prodotto, rosso. Un radicchio rosso che contiene ovviamente un'elevatissima presenza di composti antiossidanti. Non a caso prima il moderatore ha citato il contenuto di antocianine, no? All'inizio, quando l'ha presentato. Bene, le antocianine ci fanno molto bene, sono una classe di composti antiossidanti utili per la nostra nutrizione. Qui lascio ovviamente ampio margine al collega che magari vi racconta nel dettaglio il ruolo che l'antiossidante ha. Io vi dico che il radicchio ne ha molto. Il radicchio, esistono anche degli altri valori che potete trovare, presenta quasi 3 volte il contenuto di antiossidanti che io posso trovare in un pomodoro, per dirvi un esempio. Oppure abbiamo il radicchio che può presentare, proprio per radicchio intendo il rosso ovviamente, quindi sto sempre facendo riferimento alle analisi che abbiamo condotto sul prodotto che avete anche qui dentro. Vi ricordo che proprio per la presenza di pigmenti rossi presenta quasi 3 volte anche il contenuto di antiossidanti di una lattuga, per dire. Anche lì ortaggio da foglia, quindi può essere considerato un parente, se vogliamo, dal punto di vista delle caratteristiche, ma la pigmentazione è stato proprio uno degli elementi distintivi. Non a caso, infatti, esiste un notevole interesse, e su questo mi collego anche a quanto diceva il Presidente poco fa, purtroppo legandosi al momento un attimo infelice, no? Commercialmente parlando, per questo prodotto. Esistono degli interessi molto importanti da parte anche del mondo dell'industria proprio per l'estrazione di questi pigmenti. A questo a volte mi riallaccio, nel caso in cui in alcuni contesti so che i volumi sono importanti, nel senso che la produzione è elevata, ma ci sono a volte anche alcune possibilità di valorizzare in altre strade quello che è il patrimonio qualitativo del prodotto. Quindi l'estrazione di composti ad azione antiossidante, coloranti naturali, sono un patrimonio per chi lo mangia, ma eventualmente potrebbe essere un altro sfogo per un certo tipo di produzione, proprio per riuscire a valorizzarla anche da quel punto di vista. Ed infine il sapore amaro. Il sapore amaro sono contento che venga apprezzato ad esempio da molti, come è stato poco fa richiamato da Marco Scarpa, nel senso che è una delle componenti che caratterizza tutto il mondo dei radicchi, tra cui anche ovviamente il radicchio di Chioggia IGP. C'è da raccontare che quel sapore amaro è un altro piccolo valore aggiunto che a volte magari il mercato non comprende bene, ma anche quelli sono composti ad azione antiossidante. Hanno un nome difficile, si chiamano guaianolidi, un nome un po' complicato, ma che però raffigura anche questo una classe di composti che hanno un'azione antiossidante, che quindi possono comportare anche questi un valore aggiunto per il consumo di questo, nel consumo di questo prodotto. Anche per quanto riguarda le componenti amare, oltre a caratterizzarle, stiamo portando avanti così, in modo un po' diciamo per conto nostro, nel senso che abbiamo attivato alcune ricerche giusto come prove pilota. Al momento cominciamo anche ad essere in grado, questo è un altro aspetto interessante, a misurare queste classi di composti molto velocemente, quasi in linea.
Questo potrebbe essere un altro elemento, un altro spunto, visto che prima si parlava di sfide, no? Il fatto di poter misurare una classe di composti quasi in linea di confezionamento e riuscire anche a definire classi di amarezza diversa potrebbe essere un altro esempio per riuscire a individuare mercati che gradiscono di più o di meno determinate caratteristiche di pregio del prodotto. E questo, vi ricordo, può essere un elemento importante anche perché la tecnica di coltivazione, come il Presidente di sicuro sa, perché lo vedo coinvolto in prima persona, consente di variare moltissimo tutti quelli che sono questi aspetti che vi ho così sommariamente riportato. Quindi spero di avervi offerto, diciamo, una così veloce panoramica su quella che è un po' il risultato, diciamo, della caratterizzazione qualitativa di questo prodotto. Sono a disposizione se dovessero esserci curiosità, domande, siamo qui. Ringrazio ancora tutti voi che siete intervenuti e nuovamente il Presidente per l'invito, e colgo l'occasione per portare anche i saluti del collega Sambo che questa sera non è riuscito a essere qui. Grazie ancora e ringrazio. Grazie al dottor Carlo Nicoletto, ricercatore del Dipartimento d'Apnea dell'Università di Padova, autore insieme al dottor Paolo Sambo degli studi sulla caratterizzazione del radicchio di chioggia IgP. E il dottor Carlo Nicoletto ci ha anche spiegato quanto sia fondamentale il radicchio di chioggia per rimanere giovani, no? Combatte i radicali liberi. E adesso parliamo invece di nutrizionismo, parliamo con un biologo e nutrizionista sportivo, il dottor Gianluca Luciani, che ci spiegherà quanto è importante alimentarsi correttamente, soprattutto per chi fa sport, perché ci sono degli alimenti che incoraggiano la vittoria, ma anche alimenti che purtroppo incoraggiano la sconfitta. Prego, dottore. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Ringrazio Matteo Perini per l'invito. Io sono qua perché mi ha invitato lui. Diciamo che non è facile in 10 minuti parlare dei concetti dell'alimentazione, sull'alimentazione, e poi il mio collega ha già portato un buon contributo. E io mi attengo un po' alla mail che mi ha mandato Mauro, e mi ha scritto appunto quanto è importante alimentarsi correttamente per chi fa sport. Allora, io toglierei per chi fa sport, perché alimentarsi correttamente dovrebbe essere una cosa che dovrebbero fare tutti. È chiaro che adesso il convegno è indirizzato verso gli sportivi, però gli sportivi, ci può essere lo sportivo professionista, però ci può essere anche la signora casalinga che 2 volte a settimana va a farsi la sua camminata, e quindi anche lei è giusto che abbia delle indicazioni corrette su come mangiare. E diciamo che l'incidenza dell'alimentazione sul risultato sportivo o sul dimagrimento, perché ovviamente io la maggior parte dei pazienti che tratto vengono per dimagrire, ha un'influenza del 70%, quindi l'alimentazione è praticamente più della metà sul risultato. Lo sport ovviamente è importantissimo, ha un ruolo che si aggira intorno al 30%, quindi connubio alimentazione corretta, equilibrata e sport portano al risultato. Diciamo che può essere abbastanza scontato pensare che non esistono alimenti che possono far vincere una gara, ma esistono molti alimenti che possono farla perdere. Diciamo che la difficoltà, ma anche la bellezza del nostro lavoro è quella proprio di riuscire a plasmare il piano nutrizionale sugli obiettivi appunto che la persona vuole raggiungere. Diciamo che sul radicchio ci sarebbe da parlare tanto, e il radicchio fa parte ovviamente degli ortaggi, delle verdure. Non so se avete mai visto la piramide alimentare della corretta alimentazione, dove alla base appunto c'è la frutta e la verdura. Bisognerebbe mangiare 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura,
almeno 2 porzioni di verdura, quindi ai pasti principali, e la frutta possibilmente lontana dai pasti. Il radicchio, come diceva il mio collega, ha una buona quantità di fibra. Questo è importantissimo per quanto riguarda le diete ipocaloriche. Infatti un consiglio che io do ai pazienti è quello di iniziare il pasto sempre con una porzione di verdura cruda, e il radicchio ne fa da padrone, anche perché io tendo a consigliare sempre verdure di stagione, e in questo momento il radicchio ne fa da padrone, appunto. Quindi una porzione di verdura cruda prima di iniziare a mangiare, associata a 1 o 2 bicchieri d'acqua, contenendo appunto la fibra, riesce a dare una sensazione di pienezza e soprattutto a tenere bassi i livelli di glicemia post-prandiale, perché il problema dell'ingrasso di una persona è quando la glicemia sale ad un certo livello dopo aver mangiato. Okay? Quando la glicemia supera i 140 mg decilitro dopo mangiato, lì si instaura il processo dell'ingrasso, e quindi praticamente se noi riusciamo a mangiare della fibra prima di 10 minuti prima di mangiare, questo porta a tenere il livello basso di glicemia, e quindi aiuta molto. Ovviamente è un alimento ipocalorico, ha pochissime calorie, quindi dà un grosso senso di sazietà. Diciamo che io preferisco sempre la verdura cruda in generale, perché la cottura può portare comunque il fuoco può portare comunque a perdere dei componenti e degli enzimi che sono importanti per la digestione. Ha un'attività antiossidante, come diceva il mio collega, e quindi è importante nello sportivo, perché soprattutto in sport ad alta intensità vengono prodotte una quantità di radicali liberi importanti, e quindi è chiaro che se noi riusciamo a introdurre con l'alimentazione, con i vegetali, soprattutto vegetali appunto che hanno un'azione antiossidante, per il corpo fa bene. Diciamo che poi in generale la frutta e la verdura hanno un'azione alcalinizzante sul corpo, e quindi vanno a contrastare l'acidosi che si può creare dovuta a un'alimentazione magari ricca di proteine animali o di zuccheri semplici e prodotti comunque confezionati. Fa bene per quanto riguarda il discorso del colon, perché contiene inulina, e quindi aiuta il colon. Una cosa molto importante che io dico è la masticazione, è una cosa che purtroppo le persone non fanno, perché mangiano in maniera molto veloce e masticano poco. La digestione inizia in bocca, e quindi bisognerebbe cercare di mangiare in un ambiente tranquillo, possibilmente senza televisione e senza social, perché quindi portano a pensare, e cercare di masticare tanto, soprattutto le verdure crude. Dopo se avete delle domande, perché è un discorso talmente ampio sull'alimentazione, che dopo potrei addentrarmi sul discorso dei carboidrati, delle proteine, però andiamo molto in là, non so se Mauro vuoi dirmi qualcosa tu riguardo. Sì, potremmo considerare qualche sport, ecco, non so, dove c'è un determinato dispendio di energia, dove lo dico potrebbe essere. Sì, la tua esperienza, insomma, sì, allora diciamo, per i suoi poteri, per il fatto che contiene molta acqua, quindi dà una buonissima idratazione, è importante per gli sport dove si ha magari dove si suda molto, e quindi bisogna comunque reintegrare oltre all'acqua anche con il ciclismo i sarebbe perfetto per... Sì, allora il ciclismo, come qualsiasi sport di resistenza, che può essere il ciclismo, può essere la corsa, il triathlon, è comunque un alimento molto indicato per le sue proprietà, e anche, dicevo prima, per le persone tra virgolette normali, quindi
una persona normale che comunque deve dimagrire, il radicchio è come altri ortaggi, diciamo, crudi, danno proprio un senso di sazietà e quindi associato appunto all'acqua crea questo rigonfiamento a livello dell'intestino e andando a stimolare appunto i sensori della sazietà, crea comunque un senso di sazietà ed aiuta soprattutto nelle diete ipocaloriche, dove comunque bisogna sentirsi sazi perché bisogna mangiare di meno. Sì. Potresti rispiegare un attimo il passaggio che hai fatto? Scusa. Il passaggio che hai fatto che consumando la verdura cruda, il radicchio crudo, Sì. Prima del pranzo tiene basso il livello? Sì. Allora, praticamente la chiave del dimagrimento e dell'ingrasso di una persona è legato al picco glicemico che avviene dopo aver mangiato. Okay? È chiaro che se uno arriva... Allora, una delle regole fondamentali che io consiglio è di mangiare comunque spesso e poco, quindi fare almeno 5 pasti al giorno, quindi 3 pasti principali più 2 spuntini, a metà mattina e a metà pomeriggio, se serve anche il 6º pasto prima di andare a letto, questo mi riferisco soprattutto agli sportivi, però gli spuntini sono fondamentali per non arrivare affamati al pasto principale. Quindi se una persona fa colazione alle 7 e va a mangiare all'1 e mezza, se non fa lo spuntino a metà mattina arriva ed ha veramente molta fame. Quindi la prima cosa che ti viene da mangiare è comunque un carboidrato, perché vai a cercare, siccome noi siamo una macchina che va a glucosio e quindi ha bisogno comunque di zuccheri, la prima cosa che va a cercare è un carboidrato. Quindi uno magari si va a mangiare un pezzo di pane, un crostino, un grissino o un pezzo di grana perché ha bisogno di... Questo porta, soprattutto se uno mangia, magari non è abituato, mangia dei carboidrati ad alto indice glicemico, che sono per esempio il pane bianco, le farine raffinate, la farina 00, questi, oltre ai dolci, perché ovviamente lo zucchero ha un indice glicemico di 100, quindi porta in alto superglicemia, se viene mangiato questo carboidrato, soprattutto carboidrato raffinato, porta la glicemia molto in alto, a 180, anche 200, dopo aver mangiato. Questo innalzamento di glicemia porta ad ingrassare, oltre a far arrivare una quantità di insulina tale e la fa scendere in modo talmente brusco che dopo un'ora e mezza hai già fame un'altra volta. Quindi è un'onda che va su e giù, dove tu mangi un carboidrato ad alto indice glicemico, arriva l'insulina ti porta giù la glicemia, se la glicemia è giù ti viene fame, rimangi ancora, ingrassi, è tutto un ciclo così. Infatti purtroppo i prodotti che sono sul mercato sono studiati ad essere ad alto indice glicemico. Io vedo un grosso problema nei bambini. Noi abbiamo in Italia purtroppo, nonostante siamo degli sportivi, però abbiamo uno dei più alti numeri di bambini in sovrappeso e obesi in Europa, perché non c'è un'educazione dalle elementari, dovrebbero educarli solo dalle elementari. Però educarli alle elementari vuol dire andare contro a delle multinazionali è chiaro che se gli vai a dire che la crostatina non va bene, va meglio la mela, vai contro a certi interessi. Quindi, ricollegandomi al discorso che mi hai fatto tu, se noi invece riusciamo a introdurre prima del pasto una quantità sufficiente di fibra, di verdura cruda, che la fibra si trova soprattutto nella verdura cruda, perché la verdura cotta può essere mangiata magari durante i pasti, perché la cottura porta a ridurre la quantità di fibra. In questo caso stiamo parlando di radicchio crudo, però può essere benissimo anche il finocchio crudo, il sedano, l'insalata, qualsiasi verdura cruda, diciamo che è tendente al verde, ha pochissimi carboidrati, il radicchio ha pochissimi carboidrati anche se ha un colore, non è verde però è di quella categoria lì. Invece per esempio verdure colorate come la carota per esempio o il pomodoro hanno un po' più di carboidrati, si parla di pochi grammi di zuccheri. Però dicevo, la verdura cruda prima del pasto, circa 10 minuti prima, che uno può farsi una terrina di radicchio crudo oppure può mangiarselo anche così intanto che prepara da mangiare, associato a un paio di bicchieri d'acqua, crea proprio un gel a livello dell'intestino e questo gel si mette nelle pareti dell'intestino e fa tenere la glicemia bassa e riduce anche il colesterolo, l'assorbimento del colesterolo. E quindi rimanendo la glicemia facendo stare la glicemia bassa, quando uno mangia un carboidrato, meglio a basso indice glicemico, quindi
riso basmati, un riso Venere, un riso integrale, una pasta integrale, un pane di segale, la glicemia sta bassa e quindi questo ti porta a ingrassare di meno e ad avere un senso di sazietà più duraturo e lungo nel tempo. Queste sono regoline molto semplici che però possono aiutare tutti e lo si può fare tranquillamente. Ecco. Grazie. Grazie al dottor Gianluca Luciani, Grazie a voi. professionista sportivo, che ci ha spiegato quanto sia importante mangiare bene, mangiare in maniera corretta e soprattutto mangiare il relicchio di Chioggia IGP. Adesso abbiamo una grande sportiva in attività che ha partecipato recentemente alle Olimpiadi di Tokyo, cittadina Chioggiota Doc anche lei, velista italiana Silvia Zennaro. Silvia Zennaro ci parlerà di quanto l'alimentazione sia importante per ottenere dei grandi risultati e avere una lunga carriera agonistica come la sua. Tra l'altro, la sua tesi di laurea ha come oggetto l'alimentazione e l'integrazione dell'atleta olimpico. Prego. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per avermi invitato questa sera così che questa esperienza possa essere inserita nel mio bagaglio culturale. Sicuramente è stata una serata molto interessante. Appunto è stato detto che ho fatto la tesi sull'alimentazione e l'integrazione dell'atleta olimpico proprio perché era un argomento molto interessante che poteva comunque portare a un miglioramento della mia performance. E soprattutto l'ho fatta perché dopo aver avuto una brutta esperienza con le Olimpiadi del 2016 di Rio, ovvero mi hanno selezionata a fine maggio e mi hanno detto devi perdere più peso possibile entro luglio. Quindi mi sono ritrovata a bere praticamente dei frullati di verdura andando in bicicletta a digiuno alle 6 del mattino e anche la mia performance è stata disastrosa. Quindi, visto che non mi fidavo più di nessuno, avevo deciso di approfondire questo tema da solo. Allora, tantissime volte avremo letto questa frase che siamo quello che mangiamo, proprio perché la nostra salute, il nostro benessere, la nostra energia la costruiamo a tavola. E questo è molto importante sia nella vita degli sportivi, appunto perché nonostante la salute e il benessere sia un miglioramento della performance, quanto comunque nella vita di tutti i giorni, perché comunque alla fine serve a tutti quanti, non è solo per gli sportivi una buona alimentazione. Per buona alimentazione si intende appunto un adeguato apporto di nutrienti e soprattutto assunti in tempi ottimali e soprattutto considerando l'esercizio fisico anche tenendo conto di tutti gli aspetti che influenzano comunque il nostro metabolismo, ovvero quando facciamo attività fisica comunque la frequenza cardiaca, il lattato, l'apporto di ossigeno, la sudorazione, ma anche l'umidità stessa o comunque anche il vestiario che noi utilizziamo ci fanno consumare in maniera diversa e quindi avremo sicuramente bisogno di un maggiore apporto di nutrienti. Quello che vi posso dire io è che tutte le diete che ho fatto sono state per mantenere il peso, perché nella mia disciplina bisogna pesare 72 kg, quindi fin da quando ero piccola ho dovuto cercare di aumentare di peso il più possibile. E ovviamente all'inizio è stato un aumento anche di grasso, ma soprattutto quello che si cerca di fare con delle strategie alimentari mirate, si cerca di migliorare la composizione corporea, ovvero migliorare il rapporto della massa grassa e massa magra. Quindi con gli anni ho cercato di sviluppare il più possibile una quantità di massa grassa a discapito di massa magra, a discapito di quella grassa,
ai fini appunto di migliorare la mia composizione corporea e quindi anche la mia forza, la mia resistenza, le mie capacità di recupero dopo un allenamento, affinché il mio corpo fosse più funzionale. E quindi, per esempio, qua era prima delle Olimpiadi, pesavo 69 kg, mi avevano fatto dimagrire tipo 4 kg in 2 mesi e c'era un BMI, che è la composizione corporea, del 24,7% e avevo 47 kg di muscoli. Quindi, oltre a essere associati dal nutrizionista, veniamo continuamente testati tramite picometri, oppure questa è una bioimpedenzimetria, quindi una via, e tante volte viene utilizzato appunto anche il glucometro, perché la glicemia è sempre molto importante, quindi ci viene misurata al mattino, prima dell'allenamento, dopo dell'allenamento, per vedere come anche determinati cibi influenzano la nostra glicemia, perché comunque non siamo tutti uguali. Allora, gli obiettivi e le esigenze nutrizionali non possono essere statici e comunque devono essere personalizzati, proprio perché comunque noi abbiamo dei programmi periodici di allenamenti che sono differenti, quindi in base anche al periodo in cui ci troviamo, per esempio se siamo in un carico o in uno scarico, anche la nostra nutrizione e la nostra strategia nutrizionale dovrà essere differente. Ad esempio, come dicevo prima, a Rio nelle Olimpiadi hanno detto che ci doveva essere evento leggero, ovviamente c'è una bufera. E quindi abbiamo lavorato su questa strategia nutrizionale, in quel caso sbagliata, e per cercare di ridurre il peso. Altre volte, come ho detto, se c'è previsto vento forte, cerchiamo di aumentare il peso concedendoci anche magari qualche dolcetto. E una cosa molto importante è la disponibilità energetica, perché senza un adeguato apporto nutrizionale, quando si fa esercizio fisico, si consuma più energia, e quindi questo non solo comporta uno stato di carenza di energia, ma anche una carenza di benessere e di funzioni cognitive, perché se non abbiamo energia neanche il nostro cervello funziona. E quindi si punta tutto al raggiungimento della composizione corporea ottimale. È molto impegnativo, è molto studiato, è molto perfezionalizzato e sicuramente finalizzato a lungo periodo, perché comunque in un anno noi abbiamo degli obiettivi che possono essere 2, massimo 3, e quindi dobbiamo lavorare nel lungo periodo. Ad esempio adesso sono in un periodo di off e nonostante tutto sto cercando di lavorare per riprendere nella maniera migliore possibile, quindi con una migliore composizione corporea, gli allenamenti che riprenderanno a maggio. Non sono ingrassata, siamo solo in 2 al momento, quindi anche adesso stiamo cercando di... Infatti è per questo che sono un po' stanca. Stiamo cercando di comunque attraverso dell'allenamento leggero e la nutrizione adeguata devo arrivare a maggio-aprile che devo essere in una condizione discreta, insomma. Quindi appunto dicevo l'importanza delle tempistiche, nel senso che è importante non solo che cosa si mangia, ma anche quando vengono assunti i cibi, perché per esempio se assumo determinati cibi prima o dopo gli allenamenti posso favorire il recupero o comunque ridurre la fatica. Sicuramente non andrò in barca subito dopo aver mangiato con lo stomaco pieno, perché sicuramente il mio corpo impiegherà le energie per la digestione, non per lo sforzo fisico, quindi abbiamo tutta anche una serie di regole su quando e come mangiare e cosa mangiare. E è molto importante sapere da che cosa sono costituiti gli alimenti, proprio perché dobbiamo capire che cosa mangiare in quale momento e quindi come posso sfruttarli per migliorare la nostra performance. All'interno dei macronutrienti troviamo le proteine, i carboidrati e i grassi. Per esempio, se utilizzo un alimento ricco di carboidrati, possibilmente zuccheri complessi,
lo posso utilizzare per uno sforzo e quindi nel mio caso va benissimo perché comunque le regate durano 2 ore, perché sono 2 prove da 1 ora, ma a volte rimaniamo anche fuori in mare per 5-6 ore, quindi sicuramente io dovrò mettere nel magazzino una grande quantità di energia che poi mi basti per tutto il giorno. Quindi assumerò dei carboidrati per avere l'energia a lungo termine. Poi sono utili anche per il recupero post gara e comunque per mantenere la funzione cognitiva, sempre l'energia uguale concentrazione. Le proteine invece le utilizziamo per, sappiamo tutti che le proteine costituiscono i mattoncini dei muscoli, quindi le utilizziamo sia prima che dopo per andare a costruire i muscoli, e poi ci sono i lipidi che comunque costituiscono le nostre membrane cellulari e servono appunto per regolare l'assunzione dei carboidrati. Un'altra cosa importante sono i micronutrienti. Sono praticamente 60 elementi dei quali sono detti essenziali, appunto perché servono per il corretto funzionamento fisiologico. Senza di questi si andrebbe anche incontro a gravi malattie e comunque non funzionerebbe tutto come dovrebbe. Ovviamente quando si fa uno sforzo fisico la richiesta è maggiore, quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo comunque mangiare nella maniera più equilibrata e mirata possibile. E un'altra cosa che ho imparato è che per esempio una corretta alimentazione serve per migliorare il nostro adattamento fisiologico. Per esempio quando andiamo in un paese con un jet lag diverso, Giappone, una corretta alimentazione aumenta l'adattamento al fuso orario. Oppure quando siamo stati a Rio, dove qui era inverno e lì era estate, una corretta alimentazione stimolava il fatto che ci fosse la temperatura diversa, l'umidità diversa, ci aiutava ad abituarci prima alle nuove condizioni climatiche. Quindi tutto questo è molto importante perché dobbiamo sempre cercare di mangiare il più corretto possibile, anche perché non è che ci mettiamo a mangiare una pizza prima di una gara, perché appunto come dicevo prima, se no ci addormentiamo, oltre che ci addormentiamo, però di sicuro non è il cibo migliore, ma un cibo fortemente consigliato è il radicchio di chioggia. E quindi i colleghi hanno detto prima tutte le caratteristiche sicuramente ottime del radicchio, quindi il fatto che ci siano tantissime proteine, sali minerali e fibre sicuramente lo rende uno degli alimenti prediletti e comunque un ottimo alimento dal profilo di vista nutrizionale. Inoltre, essendo ipocalorico, forse era meglio mangiare il radicchio piuttosto dei frullati di verdura per perdere peso. È anche un alimento con una grossa percentuale d'acqua e sappiamo che l'acqua è anch'essa fondamentale nella performance, perché comunque nel momento in cui ci disidratiamo perdiamo la performance almeno del 20%. Quindi sicuramente, essendo un alimento che rilascia acqua e anche essendo ricco di potassio, quindi tanti prendono magari quando fanno gli sport integratori in maniera di potassio perché comunque consumiamo una grande quantità di potassio, sicuramente il fatto di mangiare del radicchio più mangiamo bene con la dieta, meno dobbiamo prendere degli integratori per supportare quello che ci manca. Anche la funzione antiossidante è molto importante perché durante comunque gli allenamenti o le gare aumenta la produzione di radicali liberi e quindi si andrebbe contro a un invecchiamento precoce delle cellule e quindi mangiando alimenti ricchi di antiossidanti contrastiamo anche questo invecchiamento. E infine il fatto che sia comunque antibatterico, antinfiammatorio e digestivo sicuramente lo rende un ottimo alimento anche per stare bene con noi stessi e per essere forti e performanti. È buonissimo e vi dico che è conosciuto in tutto il mondo perché tante volte mi sono seduta al tavolo e ho visto radicchio di chioggia, tipo hamburger con radicchio di chioggia, vabbè, quello non è molto sano, però dicevo, radicchio di chioggia a New York, oppure tipo a Crotone anche c'era radicchio di chioggia, e dicevo, questo radicchio è veramente conosciuto in tutto il mondo. Quindi sicuramente è un motivo di onore
per la nostra città, è un motivo per portare in giro il nome della nostra città in tutto il mondo, per farne conoscere la bellezza e le tradizioni, come la vela, il mare, la pesca, ma sicuramente anche l'orticoltura. Grazie. Grazie Silvia. Grazie Silvia Zennaro, è stata anche per noi un'emozione ascoltarla e siamo veramente in chiusura. Ringraziamo in primis il padrone di casa, il presidente Giuseppe Boscolo Palo. Grazie Presidente. Ringraziamo tutte le autorità intervenute e ovviamente i relatori. Grazie ancora. Quindi mi sembra che il messaggio sia chiaro: il radicchio di Chioggia IGP è fondamentale per la dieta non solo dello sportivo, ma direi di qualsiasi persona, qualsiasi essere umano. E adesso la serata si concluderà con un piccolo buffet realizzato dall'Istituto Alberghiero Cestari Righi di Chioggia, con protagonista ovviamente il radicchio di Chioggia IGP.